appena succeda a Ettore Romoli alla carica di primo cittadino di questa città. Ma lo facciamo anche con un certo orgoglio di partito e soprattutto anche forti di un'azione che in Consiglio regionale credo ci sia riconosciuta non del no, del no sui contenuti. Tanto è vero che a prova di questo non credo che due importanti professionisti che oggi sono qui con noi, sia Davila che Zaluca, cioè due persone che sono sul fronte, che hanno lavorato su queste cose, addirittura c'è chi ha dedicato una vita, si possono prestare a delle semplici campagne elettorali. Inauguriamo forse una stagione che non è troppo abitudine alla politica, nella quale oltre a dire, a cercare di convincere delle ragioni, magari con qualche buon ingrediente di propaganda, entrino nel merito delle cose. Qui loro saranno protagonisti e lasceranno poi le conclusioni a Sandra Savino e a Rudi, del quale non sono assolutamente capo, perché nella sua condizione credo che i capi non esistano, no, caratterialmente. E quindi io mi limito ad introdurre, cercando di fare alcune considerazioni, pensavo di essere uno, non un esperto di sanità, ma uno che è stato all'interno del Consiglio regionale e ha lavorato in particolare insieme a Roberto, che siede in terza commissione, su questa vicenda della riforma, e cercando di fare dei ragionamenti di buon senso che hanno in qualche modo, senza scomodare qualche amico che vedo in sala, sull'impostazione democratica di questa maggioranza, che fa le norme, stabilisce delle norme con determinate caratteristiche, quando determinate caratteristiche vengono superate, tipo la raccolta delle firme, rispettando le procedure e le procedure di legge votate da questa maggioranza, davanti al popolo che raccoglie e alle iniziative dei comitati popolari liberi, che non credo possano essere individuabili come appartenenza politica. No. Chiedono di fare un referendum e il Consiglio regionale dice i referendum non si fanno, perché noi siamo arrivati a questo paradosso nel corso di questa legislatura, che è più o meno durata 4 anni, perché è evidente che dal 4 dicembre la legislatura anche della regione Friuli Venezia Giulia è finita. Il Consiglio regionale si stanno guardando all'interno del Consiglio regionale per capire che cosa succederà il 30 aprile con il segretario del PD, e cercare di capire se riusciranno a fare una legge elettorale e quando si andranno a fare le politiche, appesi, perché questa è la verità, ai destini politicamente legittimi, istituzionalmente insopportabili della nostra Presidente della Regione, che so che ha frequentazioni non tranquille quando viene a Gorizia, in particolare quando viene a Gorizia a parlare di sanità, perché ce le ricordiamo tutte le cose che sono accadute. Allora, io farò solo alcune brevi considerazioni di ragione in termini generali, che credo però vadano al nocciolo della questione, e soprattutto vadano al nocciolo della questione di alcuni interrogativi che per la cultura che questo partito ha, io spero che Ettore Romoli, che chiede a qualcuno è esponente di rilievo, si trovi a evidentemente esponente di rilievo, perché tutti noi possiamo dire, a una classe dirigente che se non riusciamo a fare una confusione, comunque ci si troverà ad affrontare nel momento in cui vinte le elezioni ci sia l'onere di governo, che non è una cosa facile, e in particolare in questi momenti. Allora, provando a fare alcune considerazioni in maniera molto puntuale. Noi viviamo una stagione, abbiamo attraversato questi 4 anni con sostanzialmente un motto che doveva attraversare la vicenda politica di questo paese, che si è completata il 14 dicembre. Cioè, in questo paese bisognava cambiare. Nessuno si è posto il problema se il cambiamento generasse delle condizioni migliori per i cittadini, oppure frutto delle scelte che venivano fatte in realtà si tornava indietro. Credo che tutti noi possiamo dire, senza essere considerati di parte, che per quel che riguarda, non mi permetto di dire questo paese, ma per quel che riguarda questa regione, e in particolare il tema della sanità, questa è una regione che ha fatto un passo indietro. Ha fatto un passo indietro importante, perché il punto di partenza nel quale siamo andati avanti è stato quello di dire che noi avevamo una sanità di eccellenza, una delle sanità di eccellenza migliori in questo paese, quando il sistema sanitario di questo paese è considerato una delle eccellenze in Europa.
E quindi se una cosa va bene, dico, perché la devi cambiare? Probabilmente devi stare al passo con i tempi, devi cercare di correggere le cose traguardando quello che è sicuro, ma non devi fare una rivoluzione soltanto per il principio che tu abbia una competizione tutta interna al tuo partito, dove devi dimostrare che la tua capacità riformatrice è quella che è più forte, più incisiva degli altri, senza calcolare l'effetto che questa produce, e soprattutto la più veloce per dimostrare che tu sei più, non solo più brava, ma arrivi anche prima degli altri. È quello che è accaduto nell'onda riformatrice che Deborah Serracchiani ha portato avanti nel corso di questa legislatura, e ha colpito pezzi importanti della struttura delle competenze che la Regione ha. Inutile dire che la vicenda della sanità è la vicenda principale. Il servizio sanitario regionale vale il 70-80% del bilancio, incide ogni giorno nella vita della gente. E a chi dice e chi critica questo tipo di ristrutturazione alla quale la Regione è andata incontro in maniera così invasiva, io responsabilmente dico che questa Regione aveva bisogno di una riforma della sanità, probabilmente non aveva bisogno di una rivoluzione della sanità, aveva bisogno di traghettare il futuro cercando di capire come, perché questi sono gli elementi per chi ha cultura di governo, anche questa regione, nel pari degli ordinari, non diventasse una regione semplicemente tradotta in una sorta di grande azienda sanitaria, perché le condizioni di bilancio, che sono le regioni con le quali bisogna essere compatibili, portano a questo. Questo non solo non è avvenuto, ma è avvenuta un'altra cosa. Noi dobbiamo dire la verità, cioè la spesa sociosanitaria di questa regione non è calata, cioè è rimasta in linea con tutta la spesa degli ultimi anni, quindi noi non abbiamo fatto una riforma per vedere di contenere la spesa. Noi abbiamo avuto la riduzione delle entrate e delle disponibilità, ma abbiamo tenuto in linea la spesa del servizio sanitario regionale. E quindi avanti ad una impostazione per la quale anche la maggioranza sosteneva che ci fosse la necessità di un riequilibrio della spesa ospedaliera rispetto a quella sanitaria territoriale, io penso che ognuno di noi responsabilmente avrebbe affrontato questo tema nella realtà delle cose, perché questo è un tema che tutti quanti abbiamo all'ordine del giorno. E quel nuovo modello, rispetto al quale oggi noi possiamo dire che l'esperienza della riforma tedesca Serracchiani è fallita in quello che è il passaggio che ha l'ambizione e strutturalmente ha l'errore di dare una risposta a quella che è l'integrazione ospedaliera nel territorio, cioè il tema dell'integrazione della spesa della sociosanitario. Ci siamo trovati davanti a una riforma, poi mi direte che avrò imparato anche a fare propaganda, però non so se è tanta propaganda, mi sono segnato queste cose per essere puntuale e non dimenticarmi dei pezzi. Io non credo che sia propaganda, oggi ce lo ripeteranno Tavilla e Zaluca, se io dico, assumendomi la responsabilità di quello che dico, che in questa regione per fare un esame specialistico, se uno abita al mare, rischia di andare a farlo in montagna. Come non credo di essere considerato chi fa esagerazione e strumentalizza queste cose facendo terrorismo quando dico, sapendo le cose che dico e sapendo anche le decisioni del passato che sono state però corrette nel momento in cui sono state assunte le decisioni, che oggi chi vive alla Pisana e chi vive a Gorizia è costretto a far nascere i propri figli o in Veneto o in Slovenia. Io credo che questa non sia un grande esempio di efficienza del nostro servizio sanitario regionale. Per non parlare di altri due aspetti che mi sembrano assolutamente centrali. Il primo, noi abbiamo psichiatrizzato il servizio sanitario regionale, perché questa è una riforma che ha un'impostazione ideologica, nella quale la malattia non esiste, è un'invenzione nostra, e bastano due canne e qualche concerto sotto Marco Cavallo per risolvere i problemi della ideologica che risponde al nome della legge Franco Basaglia, che è Franco Raffaelli, che è l'unico che all'interno delle forze politiche della maggioranza è riuscito a condizionare, pur partendo da posizioni diverse anche da Trieste di impostazione della sanità,
e che ha determinato quello che oggi è meglio di me, sicuramente non lo posso fare io, chi interverrà, chi seguirà questa mia breve riflessione iniziale sarà in grado di provare con i fatti. Cioè noi abbiamo immaginato che il tema della spesa ospedaliera dovesse passare dall'ospedale al territorio e abbiamo immaginato che in un attimo, forse anche con un'intuizione giusta, oggi forse la struttura ospedaliera, quindi la spesa ospedaliera, rispondesse a delle esigenze del malato in maniera più alta rispetto all'effettiva esigenza, cercando di dare una risposta dove quella risposta non deve essere data. Io ho un'idea di principio. Questo è un aspetto che condivido. Quello che non condivido è che tu non puoi fare un'operazione di questo genere, andare a indebolire le strutture delle emergenze, mettendolo in cortocircuito, quindi dando attuazione a questo tuo disegno, intervenendo nelle condizioni delle emergenze e non sostituendo e non riportando, non rinforzando quelle strutture che dovrebbero sostituirsi rispetto al fatto che se uno oggi non sta bene, al di là che faccia la procedura giusta o sbagliata, continua ad andare in ospedale. Allora tu non puoi dare la colpa al paziente che siccome non sta bene continua ad andare in ospedale e la procedura è sbagliata. Sarà anche sbagliata, ma una classe dirigente responsabile costruisce dei percorsi per i quali quello nel tempo, quel paziente, quel malato nel tempo possa avere delle risposte che se oggi vengono date impropriamente dalle emergenze comunque vengono garantite e rispetto alle emergenze che vengono destrutturate il territorio non è in grado di farlo e questo crea il cortocircuito e quindi il sistema salta. Ho fatto questa riflessione perché credo poi sia un po' il filo conduttore degli interventi di coloro che succederanno e voglio concludere ringraziandovi della pazienza dicendo un'altra cosa, ponendo dei quesiti non avendo la presunzione di dover dare delle risposte, ma chi pensa di appartenere a una forza politica che si candida al futuro governo della regione, non può soltanto dire che queste cose non funzionano, deve cominciare anche a porre dei quesiti rispetto al fatto che un domani potrebbe avere anche responsabilità di governo. Allora io comincio a porre dei quesiti non avendo la presunzione di dare delle soluzioni e la prima cosa che dico è che per quel che riguarda la cultura di questo partito, poi qui c'è Sandra, la cultura non è mia, la cultura è nostra, spero che condividano le cose forse anche un po' forti che sto dicendo. La prima, noi non possiamo o dobbiamo essere all'interno della nostra alleanza quella forza che io sono sicuro di trovare anche la condivisione delle altre forze politiche, nella quale noi non dobbiamo fare l'errore che ha fatto Deborah Serracchiani quando è andato al governo. Deborah Serracchiani è andato al governo, il giorno dopo tutto quello che trovava, che era fatto dagli altri, l'ha demolito. Allora noi abbiamo idee diverse, ma dobbiamo avere la responsabilità di non agire con odio di natura omicida, perché è questo che ha fatto Deborah Serracchiani nel corso dell'anno, perché doveva determinare l'evidenza della discontinuità. Noi vogliamo la discontinuità, ma la nostra discontinuità deve essere una discontinuità responsabile. Noi non abbiamo un tratto verde dove dobbiamo costruire un condominio, noi abbiamo un condominio dove la gente ci vive, ci dorme e sappiamo che quel condominio non ci piace, quindi noi dobbiamo ristrutturarlo sapendo che all'interno di quel condominio, siccome non abbiamo la forza e i soldi per costruire un altro, quella gente dovrà continuare a mangiare e a dormire come metodo. Il secondo tema che pongo, e credo che sia uno degli aspetti più complessi che attraversano e che questa legislatura e che lasceranno a chi arriverà dopo, indipendentemente da chi sarà. Noi viviamo in una regione dove non c'è un clima di tranquillità, cioè qui c'è contenzioso su tutto. Noi stiamo assistendo al depauperamento della qualità professionale di coloro che operano nella sanità, perché se uno è bravo e trova occasioni per andare fuori da questa regione, prende e scappa. E questo è uno degli elementi centrali, perché l'elemento vero della qualità del nostro servizio sanitario regionale è stato garantito anche e soprattutto dalla qualità degli operatori, indipendentemente da questi che fossero infermieri, portantini o medici. La grande qualità. Oggi c'è un clima di terrorismo dentro le strutture sanitarie. Allora noi dobbiamo garantire la tranquillità a questi operatori, non promettendo le cose che non siamo in grado di garantire, perché non sarà un percorso né semplice e soprattutto velocissimo. Il secondo elemento,
dove è scritto, perché questa è la critica vera, che la struttura ospedaliera e il territorio devono essere dentro la stessa cosa. Perché il tema vero è garantire che l'integrazione sociosanitaria e il percorso diagnostico-terapeutico passino dall'ospedale e vadano nel territorio. Ma non è scritto da nessuna parte sul piano organizzativo che le stesse cose devono stare sotto lo stesso cappello. Ed è questo l'elemento vero di questo tipo di riforma, peraltro dove la giunta regionale, la maggioranza di questa regione non aveva neanche la copertura costituzionale della norma, ha dovuto farsi correggere una norma perché i provvedimenti legislativi non avrebbero consentito questo tipo di operazione. Devono stare insieme, devono dialogare, ma non è detto che debbano stare dentro la stessa organizzazione. Terza questione, il tema dell'università. Io penso che l'università sia una risorsa insostituibile, il sapere, il conoscere, la conoscenza. Penso che sia un elemento importante e insostituibile, però il servizio sanitario regionale non può essere condizionato da chi fa un altro mestiere addirittura ad ottenere nelle condizioni della programmazione sanitaria il ruolo rilevante e addirittura indiscutibile del parere delle strutture universitarie. Io ho grande stima nei confronti di coloro che operano in sanità e stanno dentro le strutture sanitarie, però un conto è stare in corsia in ospedale e un conto è fare la didattica, fare la ricerca, studiare con grande rispetto nei confronti. Fare le per dire che cosa? Per dire semplicemente che quando noi criticavamo questa impalcatura della riforma ci dicevano ma questa è una sperimentazione. Il problema è che questa sperimentazione è stata fatta sulla pelle della gente. E per concludere, forse sono stato lungo, ma qualche sassolino dovevo togliermelo, no? E per concludere, continuare in un'azione di propaganda irresponsabile. Io ho tra le mani un fascicoletto, un dépliant, una brochure, che arriverà anche a voi probabilmente. Questa riguarda l'azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, quindi sono sicuro che questo è un decreto firmato dal generale comandante in capo Serracchiani del Mare, dove noi mandiamo, dove questi signori a spese dei contribuenti mandano in ogni famiglia un fascicoletto dove dicono a tutte le famiglie del Friuli Venezia Giulia, dove raccontano che cos'è la salute e quali sono i benefici della riforma. È ora di finirla e io credo che le ragioni che ci stiamo sostenendo non siano ragioni di propaganda positiva, sia una ragione di gente che crede di affrontare i problemi, li osserva e non si scandalizza di dire di sì se qualcuno dall'altra parte fa una proposta che regge, ma ha tutto il dovere di essere critico e di essere propositivo rispetto a un'alternativa di cui questa regione credo abbia la necessità. Grazie a tutti.